Benvenuti alla Zanzega, questo è il primo appuntamento del 2014. Ci sono state un po' di repliche durante la pausa natalizia, ma rientriamo con molte novità, a parte una, Ivo Gallo. Mi fa molto piacere, ma sai che mai lasciare la strada vecchia per quella nuova. No, anche perché comunque sei più magro rispetto all'ultima volta. Hai visto? Che... Quasi 9 kg, meno 9 kg sono. 9 kg. I capelli sono gli stessi del 91. Esatto, se mi taglio i capelli peso 18 kg in meno. Ivo, grazie di esserci, oggi sei al completo, siete al completo. No, mancherebbe, ne manca uno, ogni volta ne manca uno che perdiamo per strada, comunque sì, l'anima... Poi c'è stata una discussione su Facebook, su idea bendata, quindi... Esattamente. Vuoi dare il... Esatto, dov'è che sono? Sono qui. Il nostro gruppo si chiama Gli lampadina, e non idea bendata, staccato idea ecco. bendata, idea bendata. Dopo aver risolto questo problema incredibile universale che diciamo inquietava migliaia e migliaia di persone, iniziamo la nostra avventura al 2014 ringraziando perché sono arrivati i dati Auditel delle nostre messe in onda e siamo molto molto contenti perché centinaia di migliaia di persone seguono questo programma che è un po' un mescolotto di tante cose. Noi il tentativo è quello di creare attorno a questo tavolo una festa dove vuole portare non solo portate gastronomiche ma gente che ha delle storie da raccontare, fatte di cultura, arte, gastronomia, imprenditoria e le regioni su cui noi siamo in onda, quindi il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia, sono piene di persone interessanti che sono anche state il motore del nostro paese, un po' più in difficoltà, ma oggi vedremo come la creatività giovane porta a grandissimi risultati. Io inizierei subito a fare un giro di presentazioni giusto per capire chi è seduto al nostro tavolo quest'oggi. Allora, inizierei con Cristiano Baggio, grazie di esserci. Grazie. Come potremmo definirti, Cristiano? Artista, direi proprio di sì. Anche perché fra un po' entreremo proprio nel dettaglio del tuo lavoro, sì. Che tu lavori non solo in Italia ma in tutto il mondo, con delle cose veramente particolari, anche perché ami definirti un essere vivente, sì. Quasi come le tue opere, no? Poi ci spiegherai... Estremamente curioso, quello sì. Esatto, sono delle cose molto molto belle e interessanti. Abbiamo con noi Alessandro. Io tendenzialmente presento sempre le persone per nome e non per cognome, ma vabbè, un vezzo. Giusto così, insomma. Alessandro, anche tu hai una vita molto impegnata da quando sei ragazzetto che costruisci delle cose, esatto, o sbaglio? Esatto. Sì, diciamo che tutto parte dall'eredità di mio nonno che mi ha lasciato un'officina, lui faceva il fabbro, quindi logicamente trovandomi in mezzo a metalli, ferro, saldatrici è nato tutto il mio percorso di vita che mi ha portato ad essere designer, a lavorare in un laboratorio di prototipi, dove facciamo prototipi, e come seconda vita o come hobby si può dire costruisco di tutto, dalle biciclette custom alle moto, e quindi oggi parleremo un po' di cose un po' particolari che forse qua da noi si vedono poco ma che... Un ragazzo completamente matto, ma siamo contenti di averlo. Sì. Tra parentesi, avremo anche più tardi nel corso della puntata, vedremo qualche foto di alcune cose che tu costruisci, una di queste è presente in studio. Sì. Stefania, grazie di esserci, tu rappresenti la Confcommercio e in più vivi vivi immersa nell'arte, no? Sono fondatrice di uno spazio creativo, ci occupiamo principalmente di musica, c'è una scuola di musica, ma anche ci sono tutte le altre arti che poi stasera sono ben rappresentate. Faccio parte del direttivo del Terziario Donna e sono contenta che questa sera ci siano due imprenditrici che sono un orgoglio, certo. Bene, il giro continua perché siamo parecchi oggi. Cristiano Curzi. Anche il cognome addirittura. Sì, perché mi conoscono. Volevo ricordare a tutti che abbiamo fatto per almeno una dozzina di anni dello spettacolo leggero. Lo spettacolo leggero assieme, è vero. Assieme, tanto che io ne feci una tesi di laurea. Una bellissima tesi di laurea. Posso ricordare che sei, penso, l'unica persona al mondo che ha fatto una tesi su se stesso. E si è laureato anche bene facendo una tesi su se stesso. Tra l'altro era sperimentale la mia tesi perché raccontavo la storia di le vicissitudini e il percorso di un gruppo di cabaret della provincia. Un simpaticissimo gruppo di cabaret. Eravamo io, te e Emanuele che salutiamo. Per cui ogni qualvolta ti presentavo sul palco eri Cristiano Curzi e quindi mi è rimasta in auge la presentazione tipica e non potevo non averti ospite in una delle nostre puntate perché Cristiano, oltre a essere
nel cuore ancora un attore di spettacolo leggero, Ormai fallito attore di spettacolo leggero. però un ingegnere con una passione sfrenata. Sì, il problema, perché ho smesso di fare spettacolo, proprio quello, purtroppo mi sono laureato, mi è toccato andare a fare anche questo, però tante passioni sono rimaste, quella più forte è quella per i motori, per le Vespe, per le auto d'epoca, soprattutto per i giocattoli italiani di questo genere, e oggi parlerò un po' anche di questo, dello stile che c'era dietro a questi mezzi, del design che c'era e della storia proprio di questi mezzi che hanno segnato gli ultimi 50 anni tranquillamente della cultura italiana e non solo. Tra l'altro tu hai parlato di Vespe, in realtà ci sarebbero anche le lambrette, Parlerò sennò anche di potrebbe lambrette. esserci qualcuno a Pordenone che si arrabbia. No, infatti lo dico sempre, come tutti i bravi vespisti, anch'io ho delle lambrette nascoste. Quindi il termine generico sarebbe scooter, no? Però scooter dall'idea è qualcosa di plastica, invece noi parliamo di mezzi che hanno fatto ancora in lamiera, addirittura battuti a mano, per cui vorrei chiamarle magari Vespe, lambrette e non chiamiamoli scooter. E non chiamiamoli scooter perché non vorrei che si Vespa confondessero. e non plastica, quindi no, diciamo. plastica. Bene, poi ci racconterai anche perché c'era un noto slogan della Vespa che si chiamava recitava chi Vespa mangia le mele. Poi ci racconterai il perché delle campagne pubblicitarie della Piaggio. Alla mia destra abbiamo due donne imprenditrici che hanno fatto qualcosa di incredibile, che ci racconteranno nel corso di questa puntata. Iris, alla mia destra, benvenuta. Grazie Daniele, grazie per l'invito. A rappresentare. Sì, siamo qua a rappresentare la nostra azienda che si chiama Irial, col nostro slogan che è Dressing Surfaces, cioè vuol dire rivestire le superfici. A noi piace molto rivestire le superfici, di qualunque se siano, con i nostri materiali decorati. Lavoriamo principalmente con metalli, siamo entrambi due ingegneri dei metalli, dei materiali. Delle metallare. E per cui abbiamo unito le nostre doti, direi, artistiche con le nostre conoscenze tecniche e abbiamo creato un business. Sì. Tutto giusto, Claudia? Tutto giusto. Voi questi prodotti di cui poi vedremo, toccheremo con mano anche qui in studio, girano un po' per il mondo. Girano un po' per il mondo, difatti abbiamo chiaramente dei mercati di riferimento, di cui casomai parliamo più approfonditamente dopo, e abbiamo anche dei paesi di riferimento, quindi ad esempio nel 2014 cominceremo a vendere i nostri prodotti in Russia. Abbiamo individuato una catena di negozi che si trovano un po' in tutta la Russia e proporremo i nostri prodotti in questo paese, che è ancora a nostro avviso un paese particolarmente interessante, sì, con una crescita che riteniamo che sia sostenibile. Dicono che per certi versi sia la salvezza anche delle nostre terre, perché Jesolo è stata popolata dal turismo, per fortuna. Sì, certo. Russe, quindi... Sì. Viva Dio che ci sono i russi, no? Viva Dio. Allora, i russi? Sì, i russi chi può? Adesso la capisco. Non faceva ridere. No, adesso la capisco. Fra un quarto d'ora ti do la risposta. Okay. Alla battuta. Benissimo. Ivo Gallo. Allora, abbiamo con noi Davide. Anche tu ti occupi fondamentalmente di design e di complementi d'arredo, sbaglio? Anche, sono un designer industriale, per cui tutto ciò che è progettabile industrialmente o artigianalmente è di mia competenza. Ecco. Il tuo mestiere ufficiale è quello di designer fondamentalmente? Sì, progettista. Chi si occupa di designer degli altri forse, ma anche tuo, Giovanni, tu metti in pratica i progetti degli altri in qualche maniera, no? Esatto, sì, esattamente Daniele. Io sono responsabile del progetto della QB 3D Printer, siamo un'azienda in San Donato di Piave che produce stampanti 3D. Un'avventura che è nata all'incirca un anno fa in base a delle esigenze di mercato che stavano nascendo, e così abbiamo deciso di ampliare la nostra gamma di prodotti con un prodotto che adesso viene molto richiesto dal mercato, soprattutto da chi fa il designer e quindi ha la necessità di vedere, di toccare con mano il prodotto, no? Nella maniera più immediata possibile ciò che sta realizzando al computer, ma soprattutto è anche un modo di presentarsi in maniera diversa
nei confronti di un cliente, non ci si presenta più solo con un render ma anche con qualcosa di fisico da si può portare. toccare e vedere in tre Esatto. dimensioni reali. Esatto. Tra l'altro tu hai portato un marchingegno, tra l'altro molto semplice ma che fa grandi cose, e poi ci spiegherai il funzionamento. Assolutamente sì, assolutamente. E dove uno può approfondire anche se ne avesse qualora bisogno di una macchina di questo tipo. Questi sono i nostri ospiti, quindi avete capito ci sono tante cose da raccontare. Ivo, la battuta non mi è ancora arrivato il feedback. Si russi chi può. Poi durante la pausa, casomai. In realtà io ho delle carenze, quindi se puoi aiutarmi in questo mi faresti una grande cortesia. Ok, le carenze psicologiche. Sì, psicologiche, intellettive. Ma però volevo chiederti un'altra cosa, no, soprattutto è molto biblica la stampante 3D. Perché... volevi parlare quindi con... Sì, no, dico, dopo 3D resuscitò, giusto? Questa era per rifarmi la battuta che io ti chiedo ufficialmente, comunicando con la regia, con Tony e tutti i tecnici, che venga assolutamente fatta una riunione redazionale finita questa trasmissione con all'ordine del giorno allontanamento del gallo da questo pollaio. Se vuoi volo via. Ah no, ma il gallo non vola. Tra l'altro io prima di andare in pausa darei un tocco di... Sì, dall'anno scorso non ti facciamo il nostro stacchetto preferito, esatto. il jingle, mi mancava. esatto, quindi lo facciamo 3 volte di seguito, no dai, 3 di seguito. Piccola pausa fra poco con la Zanzega. Eccoci in diretta con la Zanzega. Allora, per chi non avesse mai veduto questo programma, la Zanzega non è altro che una sorta di festa che un tempo si faceva quando si chiudeva un cantiere per una casa. Quindi quando si arrivava al tetto il committente pagava una cena o comunque organizzava una cena e una festa a tutte le manodopere, le maestranze che lo aiutavano a realizzare questo cantiere. Quindi l'idea è proprio quella di rivivere attorno a un tavolo una sorta di festa in cui tutti mettono un contributo col proprio mestiere, con la propria passione, per dare qualche, diciamo, un velo di informazioni a chi ci segue. E visto che sono così tanti, è un piacere anche entrare nei meandri di alcuni argomenti talvolta anche non discussi nelle emittenti non solo locali ma nazionali. Oggi il tema è creatività e design in qualche maniera, quindi disegno e creazione di qualcosa. Qualcosa che si può creare, Giovanni, attraverso questa stampante di qui sopra. Tu ci dicevi che uno a casa può realizzare un oggetto. Esattamente, sì, perché la stampante 3D è una tecnologia che ti permette di realizzare un oggetto fisico partendo da un disegno in 3D che hai sviluppato. Disegni in 3D puoi fartelo te, puoi anche scaricarli da internet, dove ce ne sono moltissimi. E in particolar modo le stampanti che noi produciamo lavorano su tecnologia 3D a deposito di filamento, quindi viene estruso un filamento plastico che poi pian piano deposita strato su strato, va a costruire un oggetto finito. Quindi cioè, diciamo io penso alla stampante tradizionale, no? in una dimensione unica, quindi c'è sostanzialmente un braccio che si muove e taglia del materiale? No, lo estrude, non taglia niente, cioè quindi ha questo blocco di estrusione che deposita questo materiale che viene sciolto, che può essere ABS, PLA, nylon oppure materiali flessibili, e deposita strato su strato con una precisione di 100 micron. Quindi strato su strato comincia a costruire pian piano l'oggetto desiderato o che comunque ha intenzione di Solo che al posto costruire. dell'inchiostro si inserisce questo materiale da cui poi si estrude. Si potrebbe fare anche un dolce. Ci sono tecnologie che estrudono anche diciamo, materiali commestibili e quindi si possono fare le caramelle diciamo, di zucchero. E quindi voglio dire, ben si sposa sia con l'azienda, ma forse anche con un privato. Che anche con il privato o con lo stesso hobbista, per esempio, che vuole dilettarsi a casa nel costruirsi le cose, gli oggettini, o sistemare qualcosa che deve fare a casa, qualche angolare, non lo so, o se vuole farsi le viti, o il bicchiere, o un portabicchieri, un portabottiglie, può costruirselo a casa.
effettivamente trova la sua specifica, il suo specifico utilizzo in ambito professionale, quindi per tutto ciò che può concernere istituti di design, architettura o aziende che devono sviluppare dei prototipi per poi mostrarli anche internamente per poterne discutere. Sì, come dicevamo prima, a questo punto tu puoi all'azienda come fornitore mostrargli un oggetto tangibile. Assolutamente, no? Sì. Poi trova il suo ambito di utilizzo per quanto riguarda il settore del mondo educational, quindi nelle scuole, quindi può sostituire il tornio in alcuni casi, perché si possono effettivamente costruire degli oggetti. È un modo di vedere, diciamo, il mondo e l'operatività delle persone in maniera diversa. Quindi. Durante la trasmissione ci mostrerai qualche oggetto, giusto per far capire chi ci segue cosa può produrre questa stampante in termini pratici. Assolutamente sì. Anche voi, Claudia e Iris, fate delle cosine molto pratiche, nel senso che c'è un grande lavoro progettuale, creativo, però alla fine voi producete qualcosa di tangibile. Tra l'altro abbiamo anche un tavolo in studio quest'oggi dove si possono vedere, se non sbaglio, dei mosaici che sono realizzati con questo materiale metallico di cui parlavamo prima. Prima di entrare nel dettaglio del vostro prodotto, del vostro lavoro, io mostrerei, chiedendo questo alla regia, il video proprio di cos'è la Irial sostanzialmente, cosa produce. Quindi lanciamo il servizio Irial. Regia, a voi. Allora, il prodotto è bellissimo, come mostra questo video, e credo, se non sbaglio, che sia unico al mondo. Sì, sicuramente i nostri prodotti sono unici al mondo, sono peraltro anche, diciamo, dei prodotti brevettati. L'intento con i nostri prodotti è quello di fornire al mercato sicuramente un prodotto di design nuovo, ma anche dare un prodotto riciclabile, perché per noi è un valore unico, cioè dobbiamo pensare che il prodotto sia sostenibile. Per cui in tutte le nostre, diciamo, progettazioni pensiamo sempre a questo, quindi il nostro cuore verde, e anche rendere facile l'installazione per il cliente finale, quindi questi sono i due. Sì, perché non comporta grandi lavori per la messa in opera, diciamo, no? Una volta che uno lo acquista, o comunque un minimo di intervento, ma non così perentorio da... Sì, è quasi si può effettuare un'autoinstallazione, perché diversamente ai mosaici tradizionali non serve che venga fugato, non servono delle colle cementizie per l'installazione, e oltretutto si può installare su un rivestimento esistente senza rimuovere il vecchio, l'obsoleto, quando si vuole rinnovare un locale. Ecco che allora il prodotto veramente è per tutti, è un prodotto che tutti possono installare in maniera autonoma nella loro Una domanda che ti avranno fatto tutti 1000 volte: è come è nata tutta questa cosa? Diciamo, sicuramente la passione per il mosaico tradizionale, cioè io ho anche, diciamo, frequentato dei corsi a Spilimbergo per imparare l'arte, diciamo, tradizionale del mosaico, quindi col marmo piuttosto che col vetro, però poi io detestavo fondamentalmente la fuga nel mosaico, perché ritengo una discontinuità nel colore che porta disarmonia nell'insieme, e per cui l'unica cosa per evitare la fuga era rendere la tessera esattamente di dimensioni perfette, quindi da cui lo stampaggio e da cui il metallo. Poi tra l'altro nelle varie cose che voi proponete c'è, diciamo, delle cose più, io le chiamo forse erroneamente industriali, sì, ma c'è proprio una sezione, una divisione di Irial che si occupa di prodotti artistici.
Sì, diciamo noi su commissione, credo, quindi. Sì, abbiamo tutta una linea, diciamo, di opere artistiche, diciamo, perché i tasselli, diciamo, possono quindi assemblati per esprimere il volto piuttosto che un paesaggio e quant'altro, quindi c'è Irial Arte. E poi abbiamo tutta la serie, diciamo, di mosaici, quelli monocromi, piuttosto che sfumature, piuttosto che combinazioni di tessere, di dimensioni diverse, di spessori diversi, e tutta invece la linea piastrelle, boiserie, che noi proponiamo, rivisitiamo la boiserie tradizionale in legno col metallo, con degli effetti veramente unici, e più tutta la parte acqueforte, bassorilievi, quindi tecniche tradizionali, sempre riviste e tradotte in chiave moderna con le nostre tecniche e le nostre, diciamo, i nostri processi. Ho visto che dalla regia, mentre parlavi, mostravano il sito web che è www.irial.it, se uno vuole approfondire, entrare nei meandri di questo prodotto innovativo, per cui, se non sbaglio, Iris, qualche anno fa tu hai ricevuto anche un premio proprio legato all'innovazione e all'imprenditoria femminile. Sì, è vero. Ricordo che un giorno in automobile ascoltai un'intervista su Radio 24 e c'era lei che parlava del mosaico in alluminio, quindi insomma è vero. È un prodotto che si conosce, secondo Claudia, sempre di più, credo, no? Sì, certo, diciamo che l'utilizzo del metallo per l'arredamento di interni comunque è molto, molto bello, molto particolare. Quello che dico sempre io dei nostri prodotti è che secondo me la loro principale caratteristica è che sono bellissimi e unici. Quindi partiamo dal mosaico, che comunque è uno dei nostri prodotti di punta, poi abbiamo, come ha detto giustamente Iris, abbiamo ampliato la gamma, abbiamo le piastrelle che sono altrettanto belle, e queste boiserie sono delle pannellature di rivestimento delle pareti molto particolari, anche molto apprezzate, perché rappresentano un po' qualcosa di nuovo. I nostri mercati di riferimento sono fondamentalmente l'architettura, e questo viene un po' da sé visto i prodotti che proponiamo. Lavoriamo però anche nel settore dell'industria e abbiamo individuato un mercato di riferimento che è un po' l'intersezione di questi due mercati, che è quello del design per interni applicato ai settori d'eccellenza italiani, che sono l'alta moda, la gioielleria. Per inciso, è il vostro prodotto totalmente made in Italy, quindi... certo, sì, è un nostro orgoglio, certo, e vediamo e riscontriamo che il made in Italy è molto apprezzato all'estero, cosa di cui forse noi stessi non siamo consapevoli al 100%, invece apprezzano tantissimo il gusto italiano, la nostra capacità comunque di rappresentare il bello nei nostri prodotti, un po' in tutti i nostri prodotti. Tra l'altro poi durante il nostro viaggio di questo sabato sera, approfitto per salutare chi ci segue questa sera e poi chi domani, casomai in replica nel pomeriggio. Abbiamo anche Davide che ha un brevetto, un prodotto che si chiama Plot, che per certi versi, quando io ho letto il tuo progetto, mi ha fatto pensare anche al mosaico che Irial produce, quello removibile. E quindi casomai poi entreremo anche sulla personalizzazione. Esatto, questa è una cosa molto interessante, perché uno nella propria casa può avere qualcosa che può cambiare nell'arco del tempo e quindi può essere un completo, d'arredamento che cambia. Dinamico. Quindi anche con il cambiare del tempo può cambiare anche la visione che uno ha della propria casa, e senza dover riacquistare qualcosa. Si rinfresca, si rinnova, in qualche modo si ricostruisce all'interno dell'ambiente abitativo. Poi vedremo il progetto Plot che tu hai realizzato insieme a un collega, Stefano Traverso, che salutiamo ci vede. E quindi vedete come quest'oggi ci sono molte cose interessanti. Cerchiamo ovviamente di farne un mosaico dei nostri discorsi per creare una parete di questa casa che stiamo costruendo il più colorata possibile. Facciamo un piccolo break e rientreremo subito dopo con le qualità canore di Ivo Gallo, Idea Bendata. Idea Bendata. Bravo. A fra poco. David. Oui, Zizou. On y va. Viens.
E sull'arrivo di Del Piero. Allora, in due parole, cosa abbiamo visto, Cristiano? È una campagna pubblicitaria. Questa è una campagna pubblicitaria di una notissima marca di articoli sportivi fatta per gli europei del 2008 a Lisbona, è andata in tutto il mondo, in cui i giocatori delle varie nazioni, avete visto, c'erano giocatori importanti come Zidane, come Beckham, come Khan, viaggiavano con gli scooter famosi degli anni 50-60, la maggior parte sono Vespa e Lambrette, e poi c'è qualche altro scooter tedesco, giusto a chiudere un po' il lo stile discorso. italiano la fa da padrone. Ma non c'è nessun confronto, perché erano talmente più avanzati e più esteticamente belli gli scooter italiani che sono stati presi e utilizzati in tutto il mondo. Tanto che c'erano problemi ovviamente di importazione e di esportazione all'epoca, la Piaggio e la Innocenti fecero delle concessionarie in tutto il mondo che si chiamavano ACMA in Francia, Douglas in Inghilterra, Messerschmitt in Germania, ma in India, in Argentina, in Spagna, dove potevano produrre i loro mezzi, quindi non venivano neanche assemblati, venivano completamente prodotti nelle nazioni indicate, ed essere venduti come un prodotto locale. Fate conto che sembrava che lo scooter fosse di quella nazione. Sì, per cui gli inglesi per esempio hanno questa grandissima passione degli scooter italiani, Vespa e Lambretta, anche perché l'hanno avuto sempre come scooter loro. C'erano anche delle ditte inglesi che hanno prodotto degli scooter, ma esteticamente erano inguardabili, tecnicamente non erano assolutamente a livello dei nostri. Per cui gli inglesi ancora oggi, soprattutto nello stile mod, ricerca questi scooter, e ancora oggi ci sono delle ditte in Gran Bretagna e in Scozia che producono, una per esempio si chiama Scomadi, il nome suona molto italiano, producono degli scooter automatici con delle carrozzerie che richiamano smaccatamente la Vespa o la Lambretta. È rimasto fortemente nel cuore. Raccontavo prima ai nostri amici che la stessa Piaggio si è trovata costretta negli ultimi anni a riprendere la produzione della Vespa a marce 2 volte. Una prima volta nei primi anni 90, rimisero in commercio il Pix praticamente. Sì, hanno prima fatto un modello che si chiamava Cosa, che non ha avuto nessun successo, e hanno dovuto rimettere in commercio il Pix. E poi 3 anni fa hanno fatto una serie del Pix che si chiamava Ultima, 1000 pezzi numerati, venduti in tempo brevissimo, per lasciare libero spazio agli scooter automatici, e sono stati sorpassati da una loro ex consociata, la LML indiana, sì, ho visto il prodotto, che ha esportato in Italia e in Europa la Vespa Pix, perché ne avevano con la un prezzo licenza, minore, quindi... Tanto che la Piaggio nel 2011 ha ripreso a produrre la Pix, che oggi chiunque può andare a comprare. La gente vuole le marce sul manubrio. Quindi... Le marce sul manubrio e la scocca in metallo piacciono. Ivo, cosa ti evoca? Hai pensato qualcosa sentendo Cristiano che parla di Vespe? Sì. Ma com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, con una Vespa special che risolve i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli pugliesi, con una Vespa special che risolve i problemi. Ivo Gallo, quello di prima, è sempre lui, sempre bello, sempre giovane, sempre bravo. Grazie. Allora, noi abbiamo parlato cioè veramente in poche parole hai dato l'impressione di quello che deve essere stato quel momento in cui si creò tutto questo movimento legato allo scooter e quella che è stata la sua importanza nel mondo. Poi hai parlato di modernismo, dei modi inglesi, della musica, di tutto lo stile che io e te conosciamo da molti anni, è passione che abbiamo io e Cristiano in comune, legata proprio al giracchiare per raduni dove si balla e si ascolta la musica ska. Ecco, mi manca di andare ancora a Brighton in Vespa, ma prima o poi ci arriverò. Siamo stati a Lussino, però facciamo una vacanza in Vespa in Croazia. Io anche a Vienna, tu non c'eri. Io ho rotto 3 volte la frizione, comunque poi tu l'hai aggiustata, per cui io non so fare niente. Ma il bello della Vespa è la maniera è anche questo, che persone anche quasi incapaci riescono a sistemarla. A smanettare di qualche maniera, tranne me, tutti. Mi è capitato un paio di anni fa che un amico mi ha chiamato con un problema simile al tuo, dicendomi come faccio a cambiare il filo della frizione, solo che era
tra la Jugoslavia e l'Albania. Dovevi andare là? Allora, per telefono siamo riusciti a sistemare un po' le cose. Se capitava a me prendevo un taxi o... A Tirana pieno così di taxi pieno di che taxi, vengono... magari un taxi d'epoca, forse. Allora, adesso è arrivato il momento, caro Ivo, di lanciare il canto del gallo. Per chi non sapesse cos'è il canto del gallo, cos'è il canto del gallo? Il canto del gallo è quello che ti sveglia la mattina di norma, ma nel caso Intorno della alle 5, zanzega... intorno alle 4, alle 5, non so, lo dico io. Sì. Sai che la zanzega va in onda che alle 4? Esatto, poi c'è chi va a letto alle 5 e chi si sveglia e ci si scambia il saluto. E nella zanzega il canto del gallo è un mio servizio, io vado in giro, prima premetto, io mi metto sempre d'accordo con Lele per fare le cose. Quindi e non siamo è, in 39 redattori, eh? Esatto. No, erano 47. Ma sono 4 li ho eliminati. Sì. No. Infatti 47 meno 4 fa 39. Quindi vabbè, avevo 3 al liceo in matematica. E andiamo avanti quindi su questa questione. Esatto, ho cominciato chiedendo il significato di zanzega, perché nel Triveneto, pur essendo una parola tradizionale del Triveneto, del Basso Piave magari di più, con la Z, si sapeva poco. Sì. E quindi è sempre bene andare alla ricerca di parole legate alla tradizione, che magari noi conosciamo e non sappiamo il loro significato, o magari proprio non conosciamo. E in ogni terra assume nomi diversi. Esatto, ma anche a distanza di 10 chilometri, esatto. Non di regione in regione. Tra l'altro, come ti dicevo l'anno scorso, se noi scriviamo zanzega su Google veniamo fuori noi. Esatto. Quindi proprio se ne fa un gran parlare, quindi. Allora, detto questo, tu hai confezionato un servizio su un altro termine, o sbaglio? Sì, un termine molto poco usato, che però mi è venuto in mente perché dopo l'ultima telefonata che ci siamo fatti era tutto a posto e tu mi hai detto: ah, bene Ivo, oro marceo. Oro marceo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire oro marceo? E quindi magari... Sentiamo cosa ne pensa la gente. Il canto del gallo! Oro marceo. Non lo so. No, perché non lo dico mai. Oro marceo. Io non ho capito. Oro marceo. Non lo conosco. Oro marceo. Piacere. Piacere. No, Ivo Gallo. Buonasera. No. mi scusi, no, ferma. Oro marceo. Quando si dice? Oro marceo. Oro è oro. Oro. Marceo, oro marcio. Marcio. Marceo, non so. Sarà marcio? O sarà oro marcello? Non so, è una parola latina. È una parola latina, non lo so. Sa valere anche a me. Oro, dico, bene. Sai, quando non va bene? Ah, dai. Bravo. Parliamo di cosa che riguarda la San Marco, Repubblica Serenissima di Venezia. Non ho idea. Presumo Marceo, Marco, San Marco. Oro vero? Oro sì. marceo? No. Vabbè. Oro vero? Cosa vuol dire oro marceo? Ah, niente. Eccoci rientrati, allora poi alla fine ce n'era uno che lo sapeva in qualche maniera, perché Sì, ricostruendo le varie... vedevo che parlava della Serenissima e quindi Esatto. più o meno è un'espressione più che un termine poco usata, molto usata da me, non chiedermi il perché, Forse sei l'unico. non chiedermi il perché, più a Venezia forse in centro storico rispetto alla terraferma, e quando qualcosa va bene si risponde a oro marceo perché appunto marceo identifica San Marco, quindi il fatto che tutto ciò che è legato a San Marco sia prezioso e quindi sia ottimo per la Serenissima un tempo, e adesso è rimasto questo retaggio che pesca come da ciao, che deriva da schiavo, no? Da schiavo, e quindi quante ne so, tantissime, bene, possiamo andare avanti. Quella del Caivo? Del Caivo. Caivo. Che è molto vicina a questo. Esatto. Era molto interessante perché c'è chi dice che derivi dal greco, kaigos, eccetera, eccetera, però in realtà è molto veneziana, perché poi in tutto il Veneto cambia Caivo, Caigo, eccetera, eccetera, però deriverebbe, poi anche lì da vedere, da Caigo, cioè quando c'era la nebbia in laguna, okay. I pescatori legavano
la barca e avvertivano i pescatori dietro, o comunque avvertivano la gente, la lego qui, caigo, e da lì... Incredibile, veramente mi stupisci. Forte. Ti abbiamo fatto anche studiare, questo è vero, perché prima ancora di suonare la chitarra e di cantare, tra l'altro siamo accomunati anche da un percorso formativo molto simile. Vabbè, e lasciamo a tutti voi cercare di interpretare cosa volevo dire con questo. Lo sapremo nella prossima puntata. Scopriremo perché Marcassa e Gallo hanno qualche legame formativo, ma niente di preoccupante, comunque lo dico soprattutto a mia mamma. Facciamo una piccola pausa, questa è la Zanzega. La Zanzega, siamo rientrati come... per chi ha visto fino a questo momento la trasmissione, se vi siete persi la prima parte, domani pomeriggio la ritrovate in onda, in replica. Le cose, dicevamo che fuori onda, sono talmente interessanti e ce ne sarebbe da parlare forse anche per altre 2 o 3 puntate, perché non riusciremo, voglio dire, a entrare in ogni realtà come si dovrebbe. Dovremo stampare, correre in bici, fare una sgasata con la Vespa, tappezzare tutto lo studio di mosaici, mettere come faro una medusa che si muove, cambiare questo tavolo e farlo ricomponibile in qualche maniera. Davide, lo giriamo sottosopra. Tu hai fatto questo progetto iper interessante insieme a questo tuo collega che si chiama Plot. Stefano Attraverso è il mio collega. Plot è il nome del sistema di complementi pensili, è un progetto del 2008. Tra l'altro adesso la regia mostrerà alcune immagini tratte dal progetto Plot. È un progetto molto interessante perché permette all'utente di poter riposizionare in un secondo momento i mobili che ha fissato a parete e senza per questo dover stuccare la parete e rifare altri fori in questo senso. Questo già si faceva con delle pareti boiserie con dei profili in alluminio affogati. In questo caso invece viene fatto servendosi di l'abbiamo chiamata cornice, che è quell'elemento in alluminio che può essere anche di vari colori che sta dietro al mobile. Quello che rimane, diciamo, fisso in qualche maniera? Sì. Quello viene disegnato una volta solo, non può essere anche non solo rettangolare ma di varie forme, e su questo elemento possono essere appoggiati e riposizionati quante volte si vogliono gli elementi. E quindi, non so, mi compro 11 elementi e poi così come mia mamma mi girava le poltrone e trovo una casa diversa quando arrivavo a casa, in questo caso si possono anche riposizionare gli elementi a parete. Quindi tu puoi cambiare l'arredamento primario di quella stanza in base al tuo stato d'animo, al tuo... Posso anche, non so, acquistare solamente alcuni elementi e poi di volta in volta andarne a riacquistare altri, perché, non so, all'inizio invece che acquistarli a rate ne acquisto solo quello che posso, no? Quello che mi serve in quel momento, in quel momento, e poi amplifico quello che è il sistema, che può andare sia in camera, insomma, in qualunque locale. Anche, voglio dire, per un ambiente di lavoro, non solo per anche per un ambiente di lavoro, si possono realizzare librerie, gli elementi sono molti e è sufficiente combinarli, giocare un po' con gli elementi con la fantasia, no? Aumentano nel corso del tempo, cioè c'è un lavoro anche poi di o sono degli elementi fissi, quelli sono, e tu su quelli puoi giocare per creare il tuo arredamento. Inizialmente si gioca su degli elementi che sono un certo quantitativo, mi pare 15, poi l'azienda nel tempo rivisita il sistema e aggiunge, ovviamente, quindi è una cosa che nel tempo è sempre più dinamica. E dove la si può trovare? Ovunque. Ovunque, insomma, nel mercato europeo, ecco. Quindi voi avete su questa cornice avete attaccato, posizionato degli elementi che appunto nel corso del tempo la posizione può essere modificata, esatto. E quindi creare un aspetto diverso dell'ambiente. I brevetti sono 2, uno è estetico, l'altro è nella giunzione, perché in realtà l'elemento cornice non è altro che un carter che copre la classica bara pensile, che insomma ci si appendono le cucine e tutti i mobili, quindi economicamente resta nel mercato del complemento pensile, non è che perché ha questo plus abbia un costo superiore, quindi è stato studiato apposta un sistema nuovo per l'aggancio, per superare il carter e restare, diciamo, nei costi
E quindi anche un privato che acquista questo tipo di cornice, questo complemento, può arrangiarsi nel installare tranquillamente. Assolutamente sì. Il motivo per cui velocemente può cambiare posizione e quindi aspetto del proprio spazio in cui vive. Bellissimo. Hai un sito in cui si può vedere qualcosa? Ci sono vari siti, il mio è in fase di costruzione, quindi c'è questa immagine come simbolo, diciamo, perché è un progetto del 2008 che ha avuto anche un riconoscimento da Young in Design, ha avuto la menzione speciale, e poi si trovano su altri siti di portali. Diciamo, Io scrivo plot complemento d'arredo, per esempio, e forse mi esce qualche immagine relativa al prodotto. Sì, assolutamente, o il mio nome, poi, certo. O quello del mio collega Stefano Traverso, si trovano e riconducono poi questi e altri progetti, insomma. Immagino che ci siano anche molte altre cose, Sì, ne sarà modo di approfondire e di parlarne. Tra parentesi, Iris, se non sbaglio, anche voi nella vostra gamma di prodotti avete proprio questo prodotto riposizionabile, quindi si sposa questa idea che nel mio ambiente, che io vivo, dove respiro le mie emozioni, in qualche maniera posso cambiare il mosaico in base alle mie esigenze emotive, no? Sì, c'era diciamo, la versione diciamo, con una plastoferrite posta nel retro del mosaico, e uno ha una specchiera e può cambiare la cornice, quindi cambiando proprio l'aspetto complessivo dello specchio. È una soluzione molto bella, molto innovativa, è tipo un vestito, no? Un vestito con cui uno può ogni volta cambiare la propria casa. Tra l'altro abbiamo una sorpresina, perché c'è un vestito Irial, adesso io non vorrei fare dei danni, però... No, è solo, apriamo, diciamo, è un mosaico, solo per far vedere la parte artistica del mosaico, puoi srotolarlo, è proprio per far vedere la flessibilità, la leggerezza, diciamo, questo fa parte della gamma... Io lo lascio andare oppure... Sì, tranquillo, fa parte della gamma Irial Art e fa vedere proprio come il mosaico è proprio un tessuto. Cioè il bello proprio di questo prodotto è proprio come un tessuto che proprio si può piegare, si può adattare, è flessibile. È anche molto leggero. Molto leggero, per cui chiaramente uno può fare il volto, può fare l'immagine, può fare il paesaggio da una sua foto, ecco, quindi è un regalo per io tutti. posso consegnare una foto e ricavarne questo complemento Sì. per la mia casa. A proposito dell'apprezzamento all'estero, ad esempio gli americani apprezzano molto e spesso ci arrivano proprio lavori dall'America di riproduzione di volti, che va molto, diciamo. Bellissimo, cose iper interessanti. E si riarrotola tranquillamente, non rompi niente. Infatti ho paura, no, assolutamente, vai tranquillo. Perché sembra delicato, in realtà si arrotola facilmente. È proprio... Infatti Daniele, vedi, quello che abbiamo perso in Italia, come parlavamo prima, è l'essere creativi. Noi abbiamo fatto un sacco di soldi, secondo me, negli anni giusti, e siamo diventati dei grandi industriali. E quello che manca, che abbiamo perso, è appunto la creatività. Perché si è abituato all'estero. No, non è che l'abbiamo persa noi come persone che fanno creatività, ma nell'apprezzarla. Non sappiamo Hai bene, capito? no, Perché noi abbiamo fatto delle grandissime cose, dall'architettura al design, ma adesso siamo diventati gran produttori. Infatti veniamo apprezzati all'estero perché all'estero probabilmente hanno ancora la cultura della personalizzazione, del custom, quindi mi riaggancio tutto. E ne hanno ancora, perché adesso il ragazzetto che va in giro con la Vespa fa un po' ridere. All'estero penso che invece sia ancora una cosa... È figo sia la Vespa. Figo. Però mi sento di dire che questo è un problema nostro interiore, cioè è uno step nostro psicologico che dobbiamo, perché veramente all'estero siamo molto apprezzati. Cioè l'italianità è molto apprezzata, io ho viaggiato molto, ho proprio sentito questo come... Quindi è una cosa un po' psicologica nostra interiore e non per niente l'italiano tende a sminuirsi, cioè l'italiano tende sempre a dire agli altri o l'italiano e tira fuori certe questioni pizza, mandolini e mafia, sì, ma è colpa nostra. Sì, è vero, è colpa nostra, sì, perché all'estero riescono a vendere meglio quello che non sono. Come parlavamo prima, mi viene in mente un collegamento. Noi abbiamo un sacco di storia, noi dall'arte all'architettura. Gli altri hanno molto meno, ma la sanno vendere molto meglio. Certo. Se posso interrompere, certo. Ho due proprio esempi. Mi è capitato a Londra di andare a vedere il Museum of London, che non è niente di particolare, è il Museo della Storia di Londra, che è un museo, diciamo, di cartone, nel senso che hanno ricostruito un po' tutto. La cosa più importante che hanno, per cui c'è una sala che è grande 3 volte questo studio, è un mosaico
che hanno recuperato in una villa romana a Londra. Il mosaico originale sarà grande 1 metro per 1,10 m, quello completo è sui 4,5 m, ed è stato ricostruito dai mosaicisti nostri italiani di Spilimbergo, per cui hanno fatto un museo dove il pezzo principale è un mosaichetto che noi a Quarzo Altino ci camminiamo sopra perché è pieno. E un'altra cosa che mi è capitata qualche mese fa, ero a Parigi per lavoro con il mio collega che segue il mercato francese e vedo un sacco di ragazzi con la Vespa, con la felpa Costituito Italia, con la bandiera italiana, però con una fisionomia che non è proprio italiana. Io pensavo che fossero tipo italiani di seconda o terza generazione, per cui faccio al mio amico, a Parigi, sta zona piena di italiani, mi fanno: no, guarda, quelli sono tutti ebrei o comunque ragazzi di quella zona che si vestono e si spacciano per italiani perché con le ragazze fa molto più conquistano di più, atteggiarsi da italiano. Come di solito Ivo d'estate acchiappa Jesolo e lo fai anche suonando con i ragazzi. Per esempio, cosa faresti per acchiappare? Per acchiappare, ma più che altro per acchiappare, per collegarmi all'amico Custom, il discorso delle Custom. Vabbè, Custom lui ha spiegato che vuol dire qualcosa che qualsiasi cosa. Esatto. Io sono molto legato anche alle moto e sono appassionato. Non si vede, Non si vede, infatti. E mi è venuto in mente un pezzo, anche perché suonare i Luna Pop per noi è andata, come dire, con tutto il rispetto artistico per la musica italiana, comunque per un grande successo, per un grande successo, insomma, come non suonare il vero manifesto delle due ruote, che scritto e anche poi è uscito nel 68. Era il soundtrack, se è quello che dico io. Esatto, la soundtrack è uscita prima e poi è rientrata nella soundtrack di un famoso film. Che tra l'altro è stato nominato prima, citato prima, Easy Rider. E quindi nati per essere selvaghi. Idea bendata alla Zanzega, grazie per... hai chiosato giustamente, non era preparata tra parentesi, anche dovrò sgridare i 35 redattori perché non erano attenti all'evoluzione dei nostri discorsi, quindi non ti hanno suggerito di suonare Born to Be Wild, l'hai fatto di sponte tua. Esattamente, erano 34 comunque perché uno è andato in bagno. Farò presente al nostro gruppo editoriale della tua scaltrezza e capacità di leggere gli argomenti che trattiamo in trasmissione. Ormai sono agile perché sono dimagrito. Ti vedo molto più sportivo in effetti, è bravo, anche più elastico. Facciamo un piccolo break perché ancora tante cose dobbiamo dire in non tantissimo tempo. La Zanzega, la TV che ingrassa e diverte, ciao! Dove sono? Dove sono? Sono qui! Sono qui, la Zanzega, siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione, io ringrazio anche tutti gli amici che ci seguono nell'altra emittente che è Free, visibile in Friuli Venezia Giulia, ho detto giusto, vedo facce un po' stupite da parte degli operatori in studio, 1, 2, 3, 4 che no, annuiscono, bene. Allora, dalla regia non sento niente, quindi posso continuare. Detto questo, Stefania, che idea ti stai facendo di questa piccola avventura che dura 1 ora e 50? Mi sto facendo l'idea che ci sono tante belle cose, si sente anche un po' di amarezza, abbiamo appena discusso che siamo apprezzatissimi all'estero, invece qua da noi sembra che facciamo una fatica enorme, no? per imporci, per far vedere quello che sappiamo fare. Parlavo poco fa con Ivo del fatto che sulla musica è la stessa identica situazione,
perché è difficile proporre della musica nostra. Mi presento perché sono qua in una veste un po' particolare, perché rappresento la Confcommercio. E cosa posso c'entrare io con la Confcommercio? Ho lavorato comunque per anni nel campo del design e sull'illuminazione soprattutto. E poi a un certo punto, per fortuna, ho incontrato delle persone e da lì è nata Artface, che è questo spazio dove all'interno di base c'è una scuola di musica molto particolare, diversa dalle scuole di musica tradizionali, ma dove succedono tante cose. E siamo legati a Confcommercio perché loro comunque da qualche anno hanno intravisto nella cultura e nell'arte un mezzo, un linguaggio per comunicare delle cose. E quindi a Treviso, in centro storico, ma anche nei paesi attorno, stanno succedendo delle cose. Mentre una volta potevamo dire a Treviso non succede mai niente, adesso non lo possiamo più dire, perché nonostante la crisi è forse proprio in questi momenti che vengono fuori. Certo. E la Confcommercio è stata attenta e ci ha coinvolto in alcune iniziative anche a livello sociale, quindi abbiamo organizzato degli eventi, dei concerti, delle situazioni che sono state veramente gratificanti, sì. Gratificanti per noi, apprezzate e coinvolgenti. In questo momento abbiamo visto che le persone di tutte le età hanno bisogno di ritrovare qualcosa di proprio, qualcosa che hanno dentro. Di esprimersi in qualche maniera. Assolutamente. No? E quello che noi proponiamo, non solo noi, ma è proprio questo, riuscire a trovare un proprio spazio. Dare uno spazio per l'espressione. Questa sera, io prima vi dicevo, durante una pausa, ci alzeremo con una grande positività, perché qua è rappresentato tutto, è rappresentato il talento, la passione, e c'è qua da noi, c'è, purtroppo siamo un piccolo campione rappresentativo dell'italianità, in qualche maniera. Assolutamente, perché le storie vecchie della Piaggio ci fanno ben sperare, perché ci sono ancora, loro ad esempio con il mosaico, tutte le persone che sono qua rappresentano delle esperienze di questo tipo, quindi siamo positivi e l'importante, come dicevi tu prima, è fare rete. Sì, un incontro di questo tipo, da questo incontro possono nascere veramente poi delle situazioni che ci aiutano e che ci possono far ben sperare. Io per esempio non so fare niente, però se ho bisogno di un mosaico so chi chiamare. Esatto. Devo mettere un soggiorno che so chi chiamare. Ormai è fatta. Per andare a lavorare in bici so chi chiamare e con che bici, non con una bici qualsiasi. Casomai se voglio andare più veloce so chi chiamare, con una 2 ruote me la trovi. Qualora avessi bisogno di godermi emotivamente un'opera d'arte saprei benissimo chi chiamare, e se ho bisogno di costruirmi a casa un oggetto so chi chiamare. Giovanni, andiamo a vedere cos'è questa cosa, perché assolutamente sì. Allora, guardiamo nel dettaglio. Questa è una stampante in 3D. Sì, questa è la nostra stampante e quelli che vedete sono oggetti stampati che abbiamo stampato con diversi materiali, vanno dall'ABS al nylon al PLA. Alcuni sono stati fatti da noi, altri sono oggetti fatti su commissione di alcuni nostri clienti. Quindi uno ti può mandare un progetto e tu lo stampi? Sì, un file io lo stampo, sì, facciamo anche il servizio di service per chi non volesse prendersi la briga di imparare a utilizzare la stampante 3D. In base ai materiali si può decidere cosa costruire e cosa fare. Oltre a oggetti statici così, si possono anche costruire oggetti componibili. Possono assumere una certa dinamicità, come questa che è una pinza, viene costruita così, in 3 parti, e poi viene assemblata direttamente dall'utente, e questo ci ha la possibilità, insomma, di vedere delle parti mobili, di avere delle parti mobili componibili. Quindi voglio dire, l'oggetto non è statico, ma può essere anche un oggetto dinamico. Assolutamente sì. Questo tu inserisci quindi un progetto dell'oggetto che tu vuoi costruire, è il caso di dire, no? Sì. Scolpire quasi, esatto. Attraverso queste fibre che sono poi... Sì, questo filamento plastico che è qua in queste è una bobina che viene colorate, inserita. I colori sono molti e svariati, e si decide, diciamo, come utilizzarla. Ecco.
Questo è quanto. Mi riconduco un po' a quello che è stato detto, perché la stampante 3D, cioè questa tipologia di tecnologia che è low cost, perché non ha costi accessibili a tutti, dà la possibilità di personalizzare, e mi riconduco un po' a quello, agli attori che sono qua seduti al tavolo insieme a me, che ognuno di noi sta cercando un mercato di nicchia fondamentalmente, qualcosa di particolare. Io quando spiego il processo della stampa 3D faccio sempre un ragionamento molto più ampio, ovvero guardiamo avanti perché guardiamo al futuro, ma bisogna anche guardare anche un po' indietro. Io penso che tutta l'industrializzazione che c'è stata ha portato ad avere maglioni uguali, occhiali uguali, orologi uguali. Esatto, una standardizzazione, ma questo perché? Perché tutti dovevamo avere accesso alle scarpe per camminare, all'orologio per vedere l'ora, agli occhiali per vedere quant'altro. Mi sono accorto, e questo è stato uno spunto dal quale è partito questo progetto, che in realtà vogliamo qualcosa di più personalizzato, vogliamo sentirci anche un po' diversi. Unici, cioè non vogliamo camminare per strada e vedere uno che ha le nostre stesse scarpe, ecco. Che disagio! Che disagio! Io mi rendo conto che tra i giovani, tra i giovanissimi, ecco, perché tutti siamo giovani qua seduti, ma tra i giovanissimi c'è questo disagio, cioè vogliono avere qualcosa di unico, di personalizzato. E la stampa 3D, queste stampanti 3D portano a quest'idea qua, ecco, che può essere applicata nell'ambito industriale come nel mondo fashion, della moda o quant'altro, costruendosi delle scarpe. C'è chi già lo fa, o parti di indumenti che possono essere stampati, in quanto voi vedete dei solidi, ma possono essere anche stampate delle fibre molto più sottili. Quindi qualcuno può, come dicevamo prima, utilizzarti, passami l'espressione, come service, e quindi inviarti un progetto e tu poi realizzi lo stampo che può essere utilizzato per diversi scopi, o dimostrativo, o per vedere più concretamente qualcosa che prima era solo a video. Assolutamente sì, assolutamente oppure sì. puoi procurare anche questo meccanismo. Sì, questi lo produciamo noi in Italia, a San Donà di Piave. Questo è il primo di una serie che stiamo mettendo a catalogo a listino. La nuova versione sarà pronta da giugno. Stiamo già collaborando con 2 università del nord Italia per progetti molto più ampi anche in ambito medicale, quindi per portare tecnologie low cost all'utilizzo di tutti. No, ho distrutto tutto. L'hai smontato, ma va benissimo. Benissimo, ecco, questo una volta era una pinza, adesso sono 2 pezzi di pinza. Naturalmente anche la stampante è custom di per sé, quindi è completamente personalizzabile, come le biciclette del nostro Rico, quindi si può decidere se scocca trasparente, piuttosto che nera opaca, bianca. La stessa cosa vale per la piastra colorata qui sotto, quindi il cliente se la sceglie come meglio desidera. Complimenti, perché è anche bella da vedere, cioè è un oggetto anche che disegnata in Italia da uno studio di Sastino, vicino Sastino, di architetti giovani appena laureati. Che hanno proprio disegnato il design della macchina. Sì, il design della macchina, sì. Perfetto, allora noi torniamo al nostro tavolo, io con le mie forbicine che ho riassemblato, perché era molto semplice, e chiedevo anche in regia se possiamo dare un'occhiata, così una spolverata di opere che Cristiano Baggio invece produce con le sue mani. Dovremmo avere una piccola presentazione e adesso la regia ci manderà in onda. Cristiano, c'è qualcosa di quello che fai, veramente solo qualcosa, perché le cose sarebbero tante, e cerchiamo di fare una piccola sintesi. Queste sono tue opere. Sì. E come vedete ho un modo di lavorare un po' al rovescio, come faceva Michelangelo. Michelangelo lavorava e si era costruito un ponte per lavorare al soffitto, io invece per le enormi dimensioni lavoro a pavimento, quindi faccio scorrere l'opera, nel caso in cui si tratti di quadri, e deposito materiale, esatto, deposito materiale e vado avanti in questo modo. Questi invece sono gli occhi, chiamati Natural Vision, ed è un'installazione che ho fatto pensando e prendendo spunto soprattutto dalla struttura del bulbo oculare. Non nascevo proprio come idea di una lampada, ma cercare di capire com'era questa cellula, come funziona realmente e come potevo rappresentarla anche per farla vedere alle persone. Tanto è vero che poi l'idea della luce all'interno mi è servita per far sì che al momento dell'illuminazione si veda il foro della pupilla, perché la pupilla è un buco, quindi noi in questo momento lo vediamo nera, ma al momento che si illumina vediamo la parte interna. Questo è un altro lavoro, poi qui
Questa è quella che abbiamo visto, Medusa, credo, sì. precedentemente, la Medusa fantastica. Io invito la gente a entrare anche nel tuo sito in cui si trova, oltre che la tua biografia, le tue opere, www.cristianobaggio.com, che prima la regia ci ha mostrato qualche immagine tratta appunto dalla tua pagina web. Il tempo scorre, caro Ivo, io lancerei la pausa attraverso il jingle che ormai caratterizza la nostra Zanzega. Piccola pausa, fra poco. Wish that I could fly to the sky so very high, just like a dragonfly. I see upon the trees, over the seas, in all the grace, oh, to anywhere I please. And I want you to get away, I wanna fly away. I want you to get away. I wanna fly away. Ivo Gallo. Approfitto perché sempre deve andare, però non presentiamo mai, anzi scusa, questo microfono lo sposto, non presentiamo mai Paolino alla batteria. Bravo Paolino! Paolo, poi detto Paolino perché è il più giovane, è quello che abbiamo chiamato a suonare con noi perché abbassa la media dell'età e del peso anche. Infatti, parlando di peso, presentiamo Giorgino al basso. Eccolo qua. E un pezzo di Lenny Kravitz in velocità, Fly Away, visto che si parla di creatività, Fly Away parla di una persona che un po' Viaggia con la mente. Viaggia con la mente e crea. Benissimo. Ivo, tra parentesi, tu poi ci sarai anche nel servizio esterno, non so cosa hai combinato questa volta. Non te lo chiedo neanche, non te lo chiedo neanche. Allora, adesso volevo, riallacciandomi un po' ai discorsi che facevamo precedentemente, perché Iris e Claudia parlavano proprio di questo utilizzo creativo del metallo, no? Abbiamo con noi in studio oggi Cristiano che si occupa di arte e nella tua arte ci sono anche i materiali. Soprattutto i materiali, sì. Tra cui anche il metallo. Soprattutto il metallo, sì. Quando io ho iniziato a lavorare, quindi a pensare quello che poteva essere una fase, diciamo, innovativa nella rappresentazione dell'arte del colore, ho pensato al metallo, però il metallo giustamente non è un elemento semplice da poter lavorare e quindi ho fatto degli esperimenti, ho fatto delle prove. Ho lavorato con delle lamine e alcune lamine mi permettevano tramite l'ossidazione di essere colorate, di ottenere dei colori. Quella che più mi ha entusiasmato sicuramente è stato l'argento. L'argento puro mi dà la possibilità di andare di rappresentare tutte le gambe dei colori. Ma tu prendi proprio una lamina di argento, adesso una scusami. Lamina di argento molto sottile, sì. Prima c'è tutta la costruzione diciamo proprio in 3D un po'. A mano, in questo sì, caso. Esatto, la mia è una stratificazione naturale del colore che devo fare con un processo abbastanza lungo perché richiede molto tempo da aspettare che si asciughi e quindi costruisco l'immagine per deposito e poi sopra viene applicata questa lamina d'argento. Una volta applicata la lamina d'argento viene ossidata, devo stare attento alla giusta temperatura, all'umidità perché è molto... E non puoi sbagliare voglio dire, sono delle... un po' è una caratteristica anche interessante perché ogni lavoro assume poi il suo aspetto. L'unicità anche, l'unicità, no? Esatto, perché proprio ha dei movimenti completamente diversi. E devo dire che fino adesso la cosa mi entusiasma molto. Un altro aspetto che ho provato, verificato e alla fine ho abbandonato è il fatto di proteggere questa lamina. Generalmente tendiamo a proteggere un po' tutto perché sappiamo che poi il tempo comunque un po' con una vernice tenderà, dico io. Certo, a alterare, distruggere eccetera, però fa parte della vita, anche noi stessi cambiamo nel tempo. Le cose si consumano in qualche Siamo modo. degli organismi, tutto quello che ci sta attorno cambia.
Di conseguenza anche i miei lavori tenderanno ad avere un cambiamento, quindi un cambiamento cromatico, lo stesso che diceva anche lui. Cioè c'è questa posizione. La vita dell'oggetto artistico, diciamo in qualche maniera, no? Sì. Tra l'altro, tra tutte le cose bellissime che fai, c'è un video che noi guardiamo insieme, giusto per capire quelli che sono i tuoi lavori. Non so se è già partito dalla regia, mi pare. Allora, guardiamo il video di Cristiano Baggio. Sembra davvero un organismo vivente. La voglia è quella, la voglia proprio è... Non ho idea delle dimensioni di questo lavoro, perché a video non si capisce. Il cappello della Medusa sono circa 80 cm di diametro, quindi è abbastanza che complesso a realizzare. Immagino. Poi è stato tutto un progetto molto particolare, perché oltre all'idea di prendere come spunto la Medusa, che è un organismo pazzesco perché si riproduce in un modo incredibile. Movimenti, colori. Sì, era l'idea di renderlo vivo rispetto a una scultura semplice, che potesse interagire e quindi nella sua complessità, oltre a creargli un movimento con un meccanismo che io ho dovuto inventarmi perché non volevo metterci dei motorini, qualcosa che si potesse sentire, ho fatto degli studi sul magnetismo e quindi da là ho creato un qualcosa di particolare. Quindi come la Medusa non la si sente ma la si vede nell'acqua per lo stesso principio? Esatto, e poi ha un sistema un po' complesso di illuminazione con... Allora, una è la parte del cuore che io ho fatto prendendo una lampada di sale, per cui questa pulsazione che lei ha ricorda un po' un organismo che tende a essere vivo, no? E, il movimento invece è dato da un piccolo microfono, quindi lei percependo i rumori esterni crea questa piccola contrazione. Che era quindi attraverso il rumore che percepisce si muove... Sì, era l'idea proprio di interagire con quello che gli stava attorno, con le persone, qualcuno che si avvicina, sente un rumore, quindi ha una piccola... Ma quindi dove la si può concretamente vedere, oltre che oggi per fortuna da noi, ma... Sì, è stata in mostra a Parma l'anno scorso, adesso per il momento ce l'ho io in studio, mentre altre opere sono visibili, per esempio a Dosson c'è un'altra mia grande opera all'interno di questa azienda, che tra l'altro lavora a metalli, quindi siamo sempre in argomento di metalli, pensa te. E quindi voglio dire, si trovano in giro queste, chiamarle installazioni forse è riduttivo, no? Quindi sono delle opere d'arte che si muovono, che vivono.
un po' nella tua introduzione in internet, tra parentesi se avete occasione, io ricordo il sito che l'ho visto più di qualche volta, cristianobaggio.com, tutto attaccato, si vedono proprio questi esseri viventi, tu ti definisci un essere vivente tra esseri viventi in qualche maniera, no? Assolutamente sì. Quindi la tua arte si muove, ha una forma di intelligenza e di movimento il più possibile vicino a quello della natura. Sì, io nell'arco degli anni, da quando ho iniziato a dedicarmi proprio all'arte, ho un po', forse per natura mia, non lo so, ho un po' abbandonato l'aspetto principale dell'essere umano, ok? Mi sono dedicato più a qualcosa che c'è attorno ma che spesso non vogliamo vedere o non abbiamo tempo di vederla. Ho avuto l'opportunità una volta di fare una traversata dell'Oceano Atlantico in barcavela e quindi di notte ho visto delle cose meravigliose è stata proprio una fortuna. Io cercavo anche questo rapporto molto intimo. Una forma di ricerca in mezzo alla natura, in questa cosa che ti ha permesso di come dire, esplorare realtà meno visibili. Sì, e quindi quello che io cerco di fare, nella mia possibilità, è di raccontare un po' alle persone qualcosa che magari spesso non hanno il modo di vedere o di osservarle. Adesso gli ultimi lavori che sto facendo, nuovissimi, sono legati per esempio a batteri, a virus, microrganismi che nemmeno si vedono. Però sono molto complessi nonostante invisibili, sono no? complessi, hanno un fascino incredibile e in più seguono, sembra, delle regole precise, matematiche, che poi comunque dall'infinitamente piccolo sono correlate con l'infinitamente grande. Stefania, cosa ne pensi di questa cosa? Io sono affascinata. Devo dire che nel video questo movimento acchiappa, come si dice. Sì, comunque nelle tue opere c'è una parte, forse iniziale, allora dove ci sono delle figure umane. Sì. No, assolutamente, io sono partito in un modo molto tradizionale e da lì un po' alla volta. Inserimenti nel corpo, sempre con dei colori che discutevamo prima, che sono bellissimi, sempre con il metallo? Sempre con il metallo, questo sì. No, se non sbaglio tu utilizzi anche il vetro, no? Poi per altre... Mi piacerebbe usare il vetro e ho avuto anche dei contatti a Venezia con una persona... mastri... Sì, esatto, però non ancora ho la possibilità di farlo, per cui Abbiamo una vita davanti e cambieremo in questa vita, no? Ci modificheremo. Assolutamente. Ivo, che ne pensi? Molto interessante, quando ho parlato del microfono alla Medusa mi sono sentito anche un po' Medusa, visto che la capigliatura medusona ce l'hai. Esatto, e quindi devo muovere, però veramente interessante il collegamento del microfono ai movimenti della Medusa. Sì, beh, quindi è un'opera d'arte che risponde agli impulsi dell'esterno, quindi vive insieme a chi la osserva, mi verrebbe quasi a dire. Lanciamo un piccolo break perché sembra di no, ma il tempo scorre. Pantarei Pantalone, eccolo qua. Piccolo break a fra poco con la Zanzega. Siamo rientrati con la Zanzega. Ivo, ti sei chiesto come mai non c'è nessuna pentola che bolle oggi? Sì, infatti, sono un po' triste di questa cosa. Perché avevi fame, ma sei in dieta? Esatto. Bravo, mi hai tolto le parole di bocca. Per quanto ancora? Scusami se mi faccio gli affari tuoi. Ma credo per tutta la vita. Per tutto il fondo, sì, la vita basta. Non ti vedremo più a Jesolo con il bicchiere di whisky in mano, quindi? O forse sì, o forse chi lo sa. Esatto, intanto pensiamo a perdere peso e poi... Sicuramente con la chitarra in mano ti vediamo a Jesolo. Allora, noi continuiamo il nostro viaggio iper interessante perché dal metallo di Irial, che ha assunto una forma artistica e diventa complemento d'arredo anche in una casa, in una showroom, in un luogo non solo privato ma anche industriale, siamo arrivati a questi metalli che prendono vita in qualche maniera attraverso il lavoro artistico di Cristiano. E ancora c'è del metallo e tante altre cose nei lavori che fa Alessandro. Cos'è che fai, Alessandro? Perché tu quando alla sera non sai cosa fare ti metti a costruire delle cose. Devo rilassarmi. Quindi... Dico sempre che io lavoro dopo ma mi rilasso. Perché tu impieghi tantissime ore poi. Sì. Ma volevo collegarmi a una parola che dicevate prima per far capire cos'è il custom, perché non sempre non si sa, infatti. È la personalizzazione. È solo tradotto in inglese. Non è la moto con le forcelle lunghe? No. Ah, ok, bene. Perché qualsiasi cosa può essere custom, si parla in moda, un vestito custom, un vestito personalizzato.
E questo per farvi capire cosa si intende per custom, perché a volte uno custom immagina Easy Rider, esatto, moto o macchine americane. Invece loro hanno fatto loro questa parola, ma in realtà è la traduzione di personalizzazione, di pezzo unico, di pezzo particolare o modificato. E questa è la storia della mia vita, perché io dai primi regali che mi facevano, penso dopo 5-10 minuti mi ha già tagliato, smontato, aperto, perché ho unito una macchinetta insieme al trenino e questo è quello che faccio in realtà. Perché io sì, l'hobby più grosso è quello delle biciclette, ma personalizzo motociclette, personalizzo lampade, perché io sono un designer. Che designer è... Sembra che sia uno è difficile, no? È difficile da tradurre la parola designer. In realtà tu dal disegno passi all'oggetto concreto. Esatto. Stiamo vedendo alcune immagini, questa vedi è una bicicletta. Sì, questa qua è una bicicletta perché come dicevo prima in Italia è un po' difficile quella di prima. È una bicicletta con cui ho vinto il COTI, che sarebbe la bicicletta custom dell'anno in Olanda. Io sono partito con il mio camper a noleggio, sono andato su, non mi conosceva nessuno. Dicevo prima appunto che sono andato a Verona alla fiera di Moto Custom e la gente mi guardava come se avessi portato. Sono andato lì, ho vinto e quindi è stata la mia rivincita, diciamo, no? Cioè l'italiano che va in Olanda nel paese delle biciclette vince e lì ho capito che forse... Avevi un destino quasi segnato. Sì, no, forse si poteva fare qualcosa di più concreto, di più interessante. E tu parti, scusami, tu parti da un disegno o parti dal materiale? Allora, sulle cose mie parto. Io parto. Con 2 o 3 andare. Io parto senza un disegno perché già nella vita reale, diciamo, facendo il prototipista devo attenermi al designer che mi dice cosa fare o comunque da cose ben precise. Quindi il 90% delle volte che parto da un disegno lo stravolgo perché non mi piace. Parte da un'idea, logicamente per amici o comunque mi danno un input e io seguo questo... Parte della tua creatività da questo input. Esatto, anche perché sulle foto che avete visto prima c'era anche questo qua, è un signore ebreo olandese che mi ha detto fammi una bicicletta. Loro, anche perché in Olanda queste biciclette, anche quelle custom, si usano... Sembra che l'Olanda è la patria della bicicletta. Sì, si usano normalmente, ma in America, diciamo che tutto quello che è nato è partito dall'America, perché credo che vi venga in mente la bicicletta custom, quella cruiser americana, classica da spiaggia, quella che vedete nei film che assomiglia a una macchina americana, con i pezzi cromati, con i finti serbatoi, e nasce tutto da lì. Però, ripeto, il custom è la personalizzazione. Quindi ho costruito moto, questo qua è un triciclo da bambino. Si possono usare poi questi... Certo, sono utilizzatissimi. Questa bicicletta, vedete, di mia moglie è stata... Che va a lavorare con questa? No, gliel'ho regalata per la sua laurea e questa abbiamo fatto in Olanda col gruppo di biciclette con cui andiamo, più di 300 km, quindi sono biciclette che con tutta la loro calma, tranquillità, sì, ovviamente... non è una bicicletta da corsa, però si utilizzano senza problemi. Quindi tu assembli anche proprio i pezzi meccanici e tutto quello che io prendo le parti che magari non riesco a fare comunque, quindi le ruote, anche se ho fatto anche ruote. Volendo. E costruisco il telaio, lo vernicio e diciamo che il background mio è comunque di designer perché logicamente ci vuole gusto. Poi tu hai fatto anche il liceo artistico. Esatto, ci vuole gusto perché logicamente tanti provano, ma come nelle varie cose che fate voi, no? Dai mosaici appunto, un po' di artistico c'è sempre, un po' di creatività. E nascono queste cose che sono strane da noi. Fanno sorridere, sì, io vado in giro faccio ridere, però a volte mi fa ridere perché poi vai in Olanda mi accorgo della piccolezza a volte, no, della gente che non si rende conto. Ma probabilmente molte volte ti guardano con ammirazione, mentre... No. O solo dici che sia uno sguardo... Almeno da noi, allora, se mi parli di Milano, magari qua da noi è... Il Mato. A Ponte di Piave dici il Mato, sì. Sì. Il Matto del paese. Anche perché pochi sanno che a Ponte di Piave appunto c'è uno che fa queste cose. È un matto che fa queste cose. No, è buono matto. Sì, ma cioè, è strano da spiegare perché ripeto, a volte non valorizziamo quello che abbiamo, magari valorizziamo il personaggio perché è la classica azienda standard, no? Standard, diciamo. Però io vedo che all'estero ha avuto veramente un legame molto diverso, che ripeto, io l'unico pecca che ho è che sicuramente se
se fossi nato all'estero sarebbe un lavoro. Beh, non vuol dire che questo non lo possa diventare. No, ma in Italia è molto difficile, come la difficoltà che avranno loro a produrre o comunque a vendere oggetti strani, particolari, anche se perfettamente legati all'architettura e al design italiano, no? Beh, quindi è un Made in Italy, sì. Mi permetto di dire, è un po' una questione di posizionamento, Esatto, cioè devi capire un esatto. attimo, secondo me, dove posizionare i tuoi prodotti, Esatto. perché chiaramente se tu vuoi vendere i tuoi prodotti a chi non ha la propensione ad accettarli, ma non solo per un fatto culturale, ma anche per un fatto di gusto, per un fatto Certo. personale. Io l'ho provate parecchie, c'è proprio, come parlavamo con Stefania, c'è proprio la cultura che manca. Manca la cultura perché, io parlo di bicicletta adesso, ma sicuramente all'estero non hanno un preconcetto dello strano, cioè strano uguale matto uguale mi faccio ridere. Interessante. All'estero è interessante. Quindi il signore che avete visto prima, che magari durante la vita normale, durante l'orario di lavoro probabilmente sarà ricchissimo, non lo so, lo conosco poco, magari un banchiere, per lui è normale svestirsi dell'abito classico bianco, e certo. andare. Invece noi diciamo che c'è questo standard. Nonostante la nostra creatività sia unica al mondo. Esattamente. Cristiano, unendomi a questo discorso, appunto sentendo le parole di Alessandro, la nostra creatività è andata in tutto il mondo attraverso quelle 2 ruote famose, no? Beh, sì, stando al discorso che sono stati già aperti, già sentiamo quanta creatività c'è nelle nostre zone, quanta creatività c'è nel cervello italiano veramente. E il discorso che abbiamo fatto prima, quello appunto degli scooter, sono stati l'emblema, penso, della creatività italiana dalla fine degli anni 40 in poi. Considera che lo scooter, come noi lo intendiamo, esisteva ben prima della Vespa e della Lambretta, esisteva dagli anni 20, ma era considerato un giocattolo per ricchi o per signore, oppure un qualcosa da utilizzare in ambito militare perché è molto piccolo, impacchettabile, ma non si pensava che lo scooter potesse diventare un vero mezzo di locomozione. E lì c'è stata proprio la genialità italiana di due personaggi che erano appunto Enrico Piaggio e l'ingegnere Innocenti. Ecco, questo per esempio è il primissimo prototipo della Vespa e questo è la Lambretta. Dicevano ingegneri Innocenti che pensarono di creare non una moto, ma un'auto su 2 ruote che potesse portare tutti gli italiani a essere motorizzati con una cifra tutto sommato contenuta. E lì veramente considera che la Vespa nasce nel 46, la Lambretta nel 47, vuol dire che hanno iniziato a progettarla nel 44, quindi ancora sotto... Come il neorealismo nel cinema, quasi, esatto, stesso momento. Ancora sotto i bombardamenti già pensavano a fare il passo in avanti. E hanno avuto la grande idea non solo quindi di creare qualcosa di utile, di utilizzabile, ma qualcosa di bello e di facile da comprare. Sono inventati la vendita a rate. La prima vendita a rate in Italia la inventa proprio Enrico Piaggio, che permette di comprare i suoi mezzi con rate che arrivano nel 49 a 30 rate per comprare una Vespa. Nel 49 con la situazione economica italiana drammatica, poter dilazionare una spesa del genere in così tanto tempo diventa una mano santa, per cui tutto un mondo dagli operai ai piccoli imprenditori, anche personaggi importanti, avvocati, i sacerdoti. Il fatto che la Vespa non avesse qualcosa in mezzo alle gambe, diciamo, e fosse quindi uno scudo aperto a U, permetteva anche al classico sacerdote con la tonaca di viaggiare... con le gambe chiuse, quindi. Esatto, quindi, ma se pensiamo prima degli anni 50, personaggi famosi come a Palermo l'avvocato dell'allora bandito Giuliano, grazie, andava in tribunale con una Vespa, quindi era un mezzo che passava a qualsiasi tipo di categoria, dalle più basse alle più alte. Cioè, univa le classi sociali. Univa le classi sociali, permetteva la mobilità e soprattutto creò esigenze nuove, il turismo. Un'altra genialità che ebbero sia in Piaggio che in Innocenti fu quella di creare i club. Mi viene in mente il mio Cristiano vicino che usa l'argento. La Vespa
e il Club della Vespa era chiamato lo Sciame Argento, perché soprattutto i primi modelli avevano una colorazione metallica, appunto argento, per cui quando c'erano questi grandi gruppi di Vespe, perché venivano veramente dei gruppi enormi, i club ebbero una fortuna enorme, e c'era questo sciame di piccole vespine che viaggiavano, che era appunto un flusso argento enorme, e fu la nascita proprio del turismo a bassissimo costo. E ci fu un boom di vendite incredibile, prima in Italia e poi nel mondo. Sì, perché soprattutto con l'idea di costruire piccole fabbriche in tante nazioni, sia l'una che l'altra si diffusero in maniera rapidissima. Quindi questo è il racconto di un grande successo italiano. Poi riprenderemo questo video perché è molto interessante, ma lo faremo, caro Cristiano, dopo la pausa, e magari apriremo anche una boccia di vino, perché vedo che i nostri ragazzi sono assai... Arsura. C'è un'arsura per il caldo dei riflettori, eccetera. Noi sì, voi forse. Facciamo un piccolo break, la Zanzega torna fra pochissimo. Siamo arrivati verso proprio il traguardo di questa nona puntata della Zanzega, dedicata un po' alla creatività, all'italianità, al design e a progetti che mi auguro, non per merito nostro ovviamente, ma per merito di chi li produce e li porta avanti, abbiano un successo di cui potrò un giorno magari bearmi e dire questi ragazzi erano con me Ivo Gallo in trasmissione, e abbiamo avuto, tra virgolette, fondoschiena a conoscerli, insomma. Detto perché non si può dire in televisione. Esatto. Quindi le pinzette che prima hai distrutto, sì? Io me le intasco, così non si sa mai, magari un giorno valgono 1 milione di euro. Potrebbe essere. Esatto. Di Cristiano posso prendere dei capelli, casomai. Sono ancora un po' colorati, finché tiene. Cristiano, al volo, mentre la regia manderà queste immagini di automobili, perché mi piaceva anche un attimo in chiusura, prima di provare fisicamente un mezzo che è in studio, l'ebbrezza di un mezzo che è qui in studio, l'Italia è stata anche un'industria legata all'automobilismo, alle macchine e al design annesso e connesso, no? Ma è stata, penso, la migliore industria di design automobilistico, tanto che ci sono delle industrie estere, guardate che macchina, industrie estere che hanno il centro stile in Italia. Questa è un'Aurelia, uno dei pezzi non è quello del sorpasso, vero? No, c'è quello del sorpasso proprio avanti, questa è una Ferrari, tra l'altro carrozzeria in alluminio, disegno di Pininfarina, una macchina bellissima, Lamborghini Miura, uno dei sogni della creatività italiana. Ma la cosa bella nella creatività italiana sulle automobili è che non solo, altra Alfa Romeo, non solo era legata alle auto di altissimo livello, ma anche le auto normali. Questa qua è l'Aston Martin di 007, il disegno italiano. Vedi mo'. Chiaro. Tanto per dirne una, questa qua stiamo anche a discutere, è la Ferrari Daytona, questa. No, la Dino, scusami, ho sbagliato. 12 cilindri anteriore, una macchina stupenda, questa è la Dino, il 246, macchina bellissima, e qui la creatività italiana veramente ha toccato dei livelli altissimi, isorivolta grifo. Però, ripeto, anche su macchine piccole abbiamo fatto la fortuna, per esempio, di ditte come la BMW. La BMW si salvò nel dopoguerra comprando un progetto da una piccola casa italiana che era la ISO, che produceva una macchinetta, si chiamava Isetta. La BMW comprò il progetto. Sai che mia zia si chiama Isetta? Esatto. E praticamente risorse dalle Mercedes, la BMW era completamente a terra. La Volkswagen, dopo il grandissimo successo di un unico mezzo che era il Maggiolone, ebbe un enorme successo e diventò enorme come ditta con la Golf disegnata da un italiano. Ah, questo non lo sapevo. La Citroën 2 cavalli o la DS, che sono penso le macchine francesi più belle, più disegnate. Il famoso squalo? La Dea, esatto, sono progetto del signor Flaminio Bertoni di Udine, che era direttore del centro studi della Citroën, ma potrei citartene tantissimi. Le Mercedes degli anni '80 sono state sviluppate da un designer italiano che attualmente si occupa di rubinetti e ha disegnato le macchine penso più vendute della Mercedes, per cui mi rilascio al discorso del nostro amico customer. È vero, noi avevamo una capacità di fare il diverso
su tutti i campi, non solo sui campi più elevati, ma anche sui campi proprio basilari dei mezzi di ogni giorno. E se pensiamo a certe realizzazioni degli anni 60 di radio, di televisioni, non so se ne sai qualcosa, televisori e cose simili, abbiamo veramente fatto la storia del design. Non farti male, ti prego. No, continua pure. E un'altra cosa volevo dire, che io da appassionato dei mezzi d'epoca e delle cose vintage, sono appassionato anche dell'utilizzo, mi riallego al discorso sulle biciclette, cioè è bello avere dei pezzi che vengono costruiti, customizzati, ricostruiti una volta, però che devono essere utilizzati, cioè secondo me non è bello solamente averli, tenerli e metterli... Beh, la creatività non è altro che mettere insieme cose già esistenti, si dice, no? Sì, ma la creatività deve essere vissuta, quindi non la uso solo per andare al bar, la Vespa nel caso, la Lambretta, le usiamo anche per fare le gite, i viaggi, le viviamo, le consumiamo, le rompiamo, le graffiamo, le facciamo vivere. Io preferisco un bel mezzo restaurato ma mantenuto piuttosto un pezzo completamente rifatto che tutto sommato mi sa un po' di, perdonatemi il termine, un po' finto. Invece il mezzo vintage che ha i segni del vissuto tempo, sì. È lì il bello. Una cosa, certo. Quando si parla di design si rischia molto spesso di far passare per l'estetica del prodotto, noi siamo bravi a disegnare, invece la capacità del designer è quella di tenere tecnicamente anche insieme quell'estetica. Se mi concedete un ultimo secondo, un ultimo colpo di genialità, una cosa che tutti avete utilizzato è il Ciao, un motorino che penso tutti abbiate usato una volta. Ho fatto anche un incidente in Ciao. Chi non ha fatto un incidente con il Ciao? E il Ciao è stata una genialità di design, quindi di progettazione, di ingegnerizzazione, perché era fatto con uno stampo unico, come quelli con cui si fanno i modellini, e di pulizia, proprio partendo dall'idea della Vespa. Se voi pensate, nessuno di quelli che hanno utilizzato un Ciao si è mai sporcato i pantaloni e le scarpe perché il Ciao perdeva olio, perché era fatto in una maniera tale che se perdeva olio perdeva dietro la ruota posteriore, quindi nessuno si sporcava. E era talmente facile da fare, costava talmente poco, che è stata la rovina di tante ditte, non so se vi ricordate, certo, mille altri motorini come il Califone, il Cimati, cose del genere, che di costruzione costavano più di quanto il Ciao veniva messo in vendita, perché era talmente semplice e talmente ingegnerizzato che diventava una genialata totale. Fantastico, fantastico. Ultima cosa, poi sì. Ho parlato anche troppo. Cristiano Curzi. Che ha detto ultima cosa, 7 cose. 7 cose fa, però sono cose diverse. Il 13 aprile io vi aspetto volentieri a Jesolo perché vi faremo vedere come utilizziamo le nostre Vespe vecchie. Faremo una gara, si chiama Crono Piave, che la facciamo ogni anno, seguiamo anche noi il Piave come un altro mio amico che ha fatto cose simili a piedi, non mi ricordo il nome. Tra poco anche su questa emittente. Seguiremo il Piave facendo una gara vera e propria di regolarità dove correremo, fa parte già del campionato nazionale di regolarità, correremo con mezzi che sono nuovi ma anche sono degli anni 40 e 50 e vi posso assicurare che è uno spettacolo, arriveremo tutti in fondo, sarà un piacere per noi e un piacere per chi Alessandro, ci guarda. anche tu partecipi a queste sorta di gare? Ho fatto di tutto. Di tutto. Raccontane una particolare che magari... Ho corso con i prototipi costruiti da me, ma a 4 ruote, ho corso con le Vespe. Non mi sono fatto mancare niente. Si trovano quindi manifestazioni di questo tipo anche in Italia, quindi non solo all'estero? Sì, oddio, in Italia ripeto, però dopo non mi dilungo perché c'è la moda che rovina un po' tutto, no? Mentre all'estero si fanno queste cose per piacere, quello che manca a volte, no? Passione pura. Passione pura. E niente, oggi per finire qua, questa sera direi che tu sei il designer che ha unito l'arte alla produzione industriale, alla ricerca, quindi diciamo che oggi sei un designer. Un designer, sì. Bene. Perché ho unito l'arte alla produzione. Tu non sapendo fare niente, ma sono stato titolato. È un'arte anche quella. Benissimo, ti ringrazio Alessandro, come ringrazio tutti voi che siamo arrivati in chiusura. Allora faccio un giro di saluti veloce, partiamo questa volta dalla mia destra, quindi dalla vostra sinistra per chi ci guarda in questo momento. Io ringrazio Giovanni Vedovato, titolare e responsabile della QB 3D printer, quindi le stampanti di cui abbiamo parlato prima. Ringrazio Davide Daminato che è un designer che ha brevettato insieme a
mister Stefano Traverso questo progetto Plot insieme a tante altre cose, ma cercateli su internet perché troverete il non ho mai lavoro. nominato l'azienda che è la Fly di Pezzolo sul Brenta. Di Piazzola sul Brenta, testimonial di questo progetto di removibilità, di spostamento di oggetti d'arredamento in design minimalista, ma che può stare in tutti gli spazi della vostra casa o del vostro ambiente di lavoro. Ringrazio le nostre splendide rappresentanti della Irial, questa azienda che vende in tutto il mondo, nasce con un cuore veneto e un braccio emiliano, possiamo dirlo, perché Claudia e Iris sono le responsabili sia della vendita che della produzione artistica e industriale del mosaico in alluminio e tanto altro. Grazie di essere state con noi. Grazie a voi. Alla mia sinistra saluto l'amico ex compagno di scena Cristiano Curzi, ingegnere preparatissimo sulla storia del motore del design italiano. Grazie Cristiano. Grazie a voi. Stefania, io spero che le tue iniziative legate alla musica, all'arte e alla cultura abbiano sempre più successo per te e per tutti i commercianti delle Tre Venezie. Grazie di essere stata a questo tavolo. Posso ricordare il nostro sito? Assolutamente. Artface.it. Artface.it. Ringrazio Alessandro che insieme a suo padre hanno creato una famiglia di pazzi creatori di tante cose, in questo caso Alessandro che ci ha portato un po' di mondo dentro questo studio, perché il mondo custom è diffuso in tutto il mondo, un po' meno in Italia, ma forse grazie anche a te riusciremo a lanciare questo messaggio. Speriamo. Grazie di essere stato con Potete noi. vedere le mie opere folli su Facebook alla pagina Plasma Custom. Plasma Custom. Ringrazio un artista unico, un essere vivente che produce organismi artistici che vivono, Cristiano Baggio. Grazie mille, grazie a tutti. Ringrazio gli Idea Bendata, in primis il mio amico, collaboratore e collega Ivo Gallo. La Zanzega finisce in musica, alla prossima puntata, ciao a tutti e grazie. Fly into the sky so very